Vogliamo condividere insieme la parola del Signore, così come la troviamo scritta in Matteo, capitolo 7, dal verso 7, pochi versi, ma sono consigli preziosi che Gesù ha dato ai suoi discepoli e ancora vuole dare a noi questa sera. Alleluia. Matteo capitolo 7 dal verso 7. A Dio sia la gloria. Amen. Chiedete e vi sarà dato. Amen. Cercate e troverete. Bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede, riceve. Chi cerca, trova. E sarà aperto a chi bussa. E qual è l'uomo fra voi il quale, se il figlio gli chiede un pane, gli dia una pietra? Oppure se gli chiede un pesce, gli dia un serpente? Se dunque voi che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il vostro Padre che è nei cieli darà cose buone a quelli che gliele domandano. Amen? Amen. Accomodatevi pure, gloria a Dio. Sono istruzioni preziose, esortazioni, insegnamenti che Gesù dà in prima persona ai suoi discepoli. Li esorta a chiedere. Come? Chiedete e vi sarà dato. Gloria a Dio. Ancora, cercate e troverete. Bussate e vi sarà aperto. Amen. Amen. Alleluia. Chiedere, cercare, bussare. Chiedere, cercare e bussare. Richiedono 3 azioni. È vero? Dobbiamo imparare a chiedere al Signore, perché le cose che noi chiediamo sono alla nostra portata. Possiamo dire amen? Amen. Ci crediamo? Amen. Ma come fai a dire questo, fratello? Lo dobbiamo credere per fede, che è già tutto pronto per noi, che siamo figli di Dio. Noi chiediamo al Signore tutto quello che Lui può darci e dobbiamo credere che Lui ce le può dare, anche le cose impossibili. Chiedete e vi sarà dato. Dobbiamo credere in questo, che quando noi preghiamo, la nostra preghiera sia supportata dalla fede, che eleva la nostra richiesta al trono della grazia di Dio. Amen? Amen. Chiedete, chiedi e ti sarà dato. Cercate e troverete. Cercare è qualcosa di impegnativo. Ecco che chiedere, cercare, insomma, la preghiera, rivolgersi a Dio è qualcosa di impegnativo. Devi impegnare te stesso a credere che Dio può. Amen? Amen. Che Dio ti ama, non devi mai dubitare dell'amore di Dio. Perché dico questo? Perché Gesù ci fa comprendere. Intanto ci dice noi siamo malvagi. Se lo dice Gesù, io ci credo. E se voi che siete malvagi sapete dare cose buone ai vostri figli,
o no? Qual è tra di voi il padre che se il figlio gli chiede un pane, invece gli dà una pietra? No, un padre non può dare, se un figlio chiede, papà dammi un pane, ho fame, non posso dargli una pietra. Amo mio figlio. O se vi chiede dammi un pesce, invece gli dai un serpente velenoso, qualcosa che fa male. È impossibile. C'è chi lo fa, qualche genitore, ma di regola i genitori amiamo i figli, vero? E cerchiamo di dare il meglio a loro. E quindi alla base c'è nella preghiera di chiedere a Dio la consapevolezza, la certezza che Dio ci ama e che quando ci rivolgiamo a Lui, Lui ci darà sempre cose buone. Amen. Forse non ci darà sempre quello che chiediamo nello specifico, perché forse quello che chiediamo nello specifico non è cosa buona per noi, è solo il nostro desiderio. Ma sicuramente ciò di cui abbiamo di bisogno, Dio ce lo concede. Amen? Amen? Amen. Allora comprendiamo in virtù di questo che chiedere vi sarà dato, cercare e trovare, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, è qualcosa di possibile per noi. Amen? Amen. Anche questa affermazione di Gesù, bussate e vi sarà aperto. Forse è la porta chiusa, ma bussa, perché qualcuno c'è che ti può aprire. Se poi dici no, la porta è chiusa, me ne vado. Avete mai fatto una cosa del genere, no? Vado a cercare un ufficio, una volta è chiusa la porta, torno indietro, ma poi mi dicono, ma ha bussato? E guardi che è lì, No, non ho bussato, e guardi, bussi. Avanti! Ho sbagliato a tornarmene indietro, devo bussare. Capite come a volte siamo superficiali? Non sappiamo chiedere. Non abbiamo neanche la forza di bussare, vogliamo sempre tutto aperto. Non è possibile, la preghiera è impegno. Devi passare del tempo alla presenza del Signore. Amen? Perché sapete, il Signore non è il genio della lampada. Sapete la storia di Aladino? Sì. Bella storia, vero? Strofilina che appare, dimmi cosa vuoi, hai 3 desideri. No, il Signore è tutt'altra cosa. Il Signore non deve essere sottoposto a noi. Siamo noi che dobbiamo essere sottomessi e sottoposti a Lui. Siamo noi che dobbiamo dire, Signore, sia fatta la tua volontà, come è fatta in cielo, sia fatta ancora qui sulla terra e sia fatta nella mia vita. E allora comprendiamo il senso di queste parole. Chiedete e vi sarà dato. Cercate e troverete. Bussate e vi sarà aperto. Amen? Amen? Alleluia, alleluia. Certamente, sapete, a volte siamo tutti nella stessa esperienza, ci scoraggiamo perché preghiamo da tanti anni, tanto tempo per qualcosa, e man mano che passano gli anni ci scoraggiamo e quasi dentro di noi c'è quella voce che dice è inutile. E io gli dico, non è inutile. Te lo dico io non perché ho qualche autorità, ma lo sento da parte del Signore. Non è inutile. Continua a chiedere, devi bussare. Ma Signore, ma fino a quando? Fino a che il Signore non si stanca di ascoltare sempre, ho bisogno, aiutami. Ma fino a quando? Fino a quando tu sei pronto. Deve essere nella condizione di ricevere. Perché quando si è nella condizione di ricevere si apprezza.
Non solo il dono, ma anche il donatore. Amen. Siete d'accordo? Amen. Si apprezza il dono che chiedi, che regalami questo, ho bisogno di questo, concedimi questo, ma apprezzi anche il donatore che tutto può. Alleluia. Lo scrittore agli Ebrei, a capitolo 10, esorta a perseverare nella fede. Scrivendo così, Ebrei capitolo 10 dal verso 19, avendo dunque, fratelli, libertà ad entrare nel santuario in virtù del sangue di Gesù, via recente e vivente che egli ha inaugurata per noi attraverso la cortina, vale a dire la sua carne, e avendo noi un grande sacerdote sopra la casa di Dio, accostiamoci di vero cuore, con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi di quell'aspersione che li purifica dalla cattiva coscienza e il corpo lavato d'acqua pura. Riteniamo fermamente la confessione della nostra speranza senza vacillare, perché fedele è colui che ha fatto le promesse. Amen. Alleluia. Cosa chiede il Signore? Cosa chiede il Signore? Affinché tu possa realizzare quanto Egli ha insegnato. Chiedete e vi sarà dato. Innanzitutto il Signore non chiede arroganza. No, io adesso prego, vedrai. Il Signore mi ascolta. Il Signore ascolta tutti. Ascolta anche il più malvagio degli uomini. Se in quel momento, quando prega, si umilia, riconosce i propri errori e accetta il Signore come personale salvatore. Gloria a Dio. Quindi il Signore chiede fede, perseveranza, credere fermamente che Egli ci darà cose buone. Amen. Perché ogni qualvolta noi ricorriamo a Lui ci darà sempre cose buone. Qualcosa di buono il Signore ce la dà sempre. O no? Ogni qualvolta ci raduniamo nel suo nome, non torniamo a casa a mani vuote. Ho ricevuto qualcosa di buono dal Signore, una parte sua nella mia vita. O forse quel momento di pace di cui avevo bisogno grandemente, l'ho ricevuto quando abbiamo insieme innalzato il suo nome. E quando è stata letta la sua parola, ho ricevuto qualcosa, una risposta che cercavo dentro di me. Insomma, qualcosa di buono il Signore ce la dà sempre. Alleluia. Quindi chiedete e vi sarà dato. Cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve. Chiunque chiede riceve. Credi a queste parole? Io ci credo perché l'ha detto Gesù. E quando ci accostiamo al Signore, vogliamo prima di tutto partire da una consapevolezza. Signore, io non sono degno e non merito nulla, però ho bisogno di te e vengo a te, Signore. E sono qui a chiedere qualcosa. Amen? Sono la tua presenza, Signore, come è scritto nella tua parola. Io ti chiedo quello di cui ho necessità. Amen? Alleluia. Dio ci dia grazia. Alleluia, veramente, di comprendere quanto di Gesù vuole dire. Ha voluto dire in quel momento ai suoi discepoli e vuole dire ancora a noi in questo tempo, perché Egli non è cambiato. È lo stesso Signore, Gesù è lo stesso, ieri, oggi ed in eterno. Amen. Vogliamo saper chiedere. Signore, insegnami a chiedere. Se non so chiedere, fammi comprendere cosa vuol dire chiederti qualcosa.
cercare nella preghiera, cercare. Alleluia, si cerca nella preghiera, fratelli. Quando sei in comunione col Signore, cerca ancora di più del suo Spirito. Amen. Cerca i doni dello Spirito Santo. Cerca il battesimo nello Spirito Santo. Amen. Cerchiamo prima di tutto il suo regno e la sua giustizia, o no? Poi tutto il resto ci sarà dato in più. Alleluia, gloria al Signore. Alleluia, tante volte non si riceve, e Gesù lo dice altrove. Voi non ricevete perché non sapete chiedere. O avete la pretesa di chiedermi qualcosa come se io, il Signore, sono sottoposto a voi e devo per forza chiedervi qualcosa. Ed ecco che molti si allontanano dalle vie del Signore, sapete, per questo motivo anche. Fra i tanti motivi, anche per questo motivo. Signore, è inutile. Tanto se vado in chiesa o non vado in chiesa è uguale. No, non è uguale. Piano piano ti allontani dalla grazia di Dio e ti avvicini alla morte eterna. Non è uguale. Non vedrai subito la conseguenza, o un giorno la vedrai e sarà troppo tardi. Alleluia. Quello che chiede al Signore è fermezza nella fede, anche se la porta sembra chiusa, anche se aspetti di sentire avanti, nessuno ti apre la porta, continua a bussare, continua a credere che la porta ti sarà aperta. Amen. A Dio vada ogni lode e ogni gloria. Alleluia. E adesso vogliamo imparare veramente, dopo aver ascoltato questo passo, per la grazia di Dio e per lo Spirito suo Santo, vogliamo imparare insieme a chiedere. Vogliamo chinare il nostro capo, gloria a Gesù. Passiamo del tempo in preghiera, gloria al tuo nome, Signore.